Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un 26enne di Casarsa della Delizia è morto ieri sera travolto da un'auto a San Martino al Tagliamento. Era in sella alla propria bicicletta e stava rincasando dopo essere stato a trovare a casa della compagna il figlioletto di appena 1 anno e mezzo. Stava rincasando dopo essere andato a trovare a casa della compagna il figlioletto di appena 1 anno e mezzo. Matteo Moro, 26 anni, residente a Casarsa della Delizia, è morto ieri sera alle 21:30 mentre in sella alla sua mountain bike stava percorrendo l'extrada provinciale 1 da San Martino al Tagliamento verso Valvasone. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Ford Focus condotta da un 24enne di Spilimbergo lo ha centrato in pieno. La bicicletta del giovane, sprovvista di dispositivi di illuminazione rifrangenti, è stata tamponata in un tratto di strada poco illuminato dall'auto che viaggiava nello stesso senso di marcia. Matteo Moro, dopo aver sfondato con la testa il parabrezza della Focus, è stato sbalzato ad una ventina di metri. Sul posto, personale del 118 giunto dall'ospedale di San Vito al Tagliamento ha tentato per oltre un'ora di rianimare il giovane investito, ma non c'è stato nulla da fare. È morto a causa delle gravissime lesioni riportate. L'autista della Ford, denunciato in stato di libertà per omicidio stradale, è risultato negativo all'alcol test. Telefoni cellulari e veicoli incidentati su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti sotto sequestro. Un'altra giovane vita spezzata su un tratto di strada dove già in passato si sono verificati incidenti stradali dall'esito mortale. Gli studenti di terza e di quarta del Marinoni di Udine sono stati coinvolti questa mattina in una campagna di sensibilizzazione sugli incidenti stradali. Nella scuola friulana ha fatto tappa il pullman azzurro della Polizia di Stato. Prevenzione, responsabilità, consapevolezza sono le parole chiave ripetute più volte agli studenti del Marinoni di Udine, scuola dove questa mattina ha fatto tappa il pullman azzurro della Polizia di Stato. Si tratta di un'aula multimediale itinerante che sta facendo il giro di tutta Italia nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali. A bordo del mezzo e negli spazi della scuola, agenti specificamente formati diventano maestri di sicurezza. Tematica specifica dell'evento al Marinoni sono gli effetti dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti in correlazione alla guida e agli incidenti. Teoria ma anche pratica. Così, ad esempio, agli studenti sono stati fatti indossare dei particolari occhiali che simulano gli stessi problemi alla vista e non solo, causati da droghe e eccesso di alcol, con i quali hanno affrontato un percorso stradale a piedi, sperimentando quanto di fatto accade a chi si mette alla guida in condizioni non idonee. Se voi e i vostri amici vi trovate in queste condizioni, fermatevi prima che sia troppo tardi, hanno detto gli agenti di polizia ai ragazzi. Chiedete aiuto, fatevi venire a prendere, avvertite che preferite dormire in auto e rimettervi nelle condizioni di guidare in sicurezza prima di tornare a casa. Ma tornate a casa. Agli studenti del Marinoni, di terza e di quarta, hanno parlato, nell'aula magna dell'istituto, il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il questore Alfredo D'Agostino e il dirigente della sezione di polizia stradale di Udine, vicequestore Gianluca Romiti. Questo è un'attività itinerante che gira per tutta l'Italia, in tutte le scuole del paese, grosso modo vengono toccate. Quelle che aderiscono ad un progetto, che è appunto un progetto tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento Servizi Antidroga, no? Appunto con la prevenzione delle sostanze stupefacenti. Quindi il focus è quello, il focus è parlare degli effetti dell'alcol e dell'abuso di sostanze stupefacenti rispetto alla guida. E il pullman azzurro è un pullman itinerante che gira per tutti i centri del paese. È in corso a Udine la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocata dal prefetto Massimo Marchesiello sul tema Borgo Stazione, da decidere se e quando far entrare in servizio la pattuglia militare che dovrebbe fare la spola tra la ex caserma Cavarzerani e la stazione. Ci aggiorna in diretta da Udine Marco Pasquariello. A te, buongiorno. Sì, buongiorno dalla sede della prefettura di Udine, dove si è appena concluso proprio pochi istanti fa la riunione del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza del Comune di Udine, Alessandro Ciani, che ci dice cosa è stato deciso. Ci si aspettava la camionetta dell'esercito appunto a far la spola tra Borgo Stazione e la Cavarzerani, così è? E così è. Abbiamo fatto il punto con il prefetto, con gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine che fanno parte appunto del comitato e con i rappresentanti anche dell'esercito.
A breve inizieranno a fare questo tipo di attività a supporto delle forze di polizia. Ovviamente le regole di ingaggio sono diversi, faranno un'attività appunto di supporto, ma che riteniamo che sarà un'attività importante e anche un segnale nei confronti dei cittadini, di vicinanza da parte delle istituzioni nei confronti dei residenti nel quartiere delle Magnolie e nei confronti dei residenti della zona di Via Cividale, perché con l'attività di controllo, di pattugliamento del territorio verrà fatta tra appunto la sede della Cavarzerani e il quartiere delle Magnolie. Ecco, in pratica come si svolgerà questo servizio? Per quante ore al giorno? Sarà un'attività rilevante H24 da parte di 3 militari, così è formata una pattuglia dei militari che si muoverà tra la Cavarzerani e Borgo Stazione con dei momenti di pausa in cui si staranno fermi oppure insomma, circoleranno all'interno del territorio individuato da parte del questore. E saranno affiancati da altre forze dell'ordine a partire da quando? Ragionevolmente l'inizio di questo tipo di servizio avverrà dalla prossima settimana. Le forze dell'ordine vengono attivate nel momento in cui insomma, i militari ne ravvisassero la necessità e quindi se si verifica un fatto vengono attivate ecco, da parte dei militari che svolgono l'attività di pattugliamento. Benissimo, ringraziamo l'assessore Ciani, allora appunto confermiamo quanto avevamo anticipato in realtà già ieri, appunto questa camionetta che farà servizio tra l'ex Cavarzerani e Borgo Stazione 24 ore su 24. Lì nello studio. Che comunque dimensionato, perché comunque anche per l'emergenza internazionale abbiamo pochi numeri su cui contare, ci sarà molto probabilmente e lo formalizzeremo oggi. L'ipotesi è quella di una pattuglia di 3 militari probabilmente che faranno un po' sempre come trasferimenti mobili dalla Cavarzerani, che è un altro punto sensibile, alla zona della stazione. Vorrei dire di stare tranquilli, ovviamente, insomma la situazione ma l'avevamo già monitorata, le forze dell'ordine erano già sul campo, gli episodi certo sono stati pesanti, ma comunque la reazione è stata immediata, quindi ci sarà sempre maggiore attenzione su questo. Una violenta perturbazione si è abbattuta ieri notte sul Friuli Venezia Giulia, pioggia battente, vento forte hanno creato non pochi disagi, allagati scantinati e giardini e alberi sono finiti sulle strade, resi a una frana, ha invaso l'ex provinciale 42 questa mattina. Il gestore della diga di Salcano ha comunicato il possibile superamento del valore di carico primo livello di guardia. Le forti piogge della notte appena trascorsa hanno ingrossato i corsi d'acqua con portate in aumento dalle 7 di questa mattina fino alle 11:30 il personale del comune di Castelnovo del Friuli con il supporto dei volontari della squadra comunale di protezione civile ha lavorato per liberare la viabilità da materiale argilloso e pezzi di un muro di contenimento crollati a seguito delle forti piogge della notte appena trascorsa. Durante la mattinata sono stati spostati e tagliati alcuni rami spezzati che ostruivano alcune arterie del comune. La frana ha interessato il tratto di strada tra la borgata di Celante e di Castelnovo del Friuli e la frazione di Manazzons di Pinzano al Tagliamento. A Cavazzo Carnico invece un intenso acquazzone accompagnato da forte vento ha danneggiato il tetto di uno stabile con conseguenti infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sottostanti. Prenderà il via il 4 novembre il ciclo di incontri dal titolo Libri, autori sotto tiro. Sono 16 le presentazioni che vedranno protagonisti a Mortegliano altrettanti scrittori. Libri, autori sotto tiro, taglia al traguardo della terza edizione viene ospitata a Mortegliano, una manifestazione che punta a mettere sotto i riflettori autori locali di richiamo nazionale come Gad Lerner, con presentazioni che si svolgeranno nell'area live, una manifestazione che si è mantenuta nonostante la pandemia. Ci sono tantissimi autori, il Comune si è impegnato molto per poter racchiudere in un tempo anche abbastanza breve. Ci sono 2 autori per ogni presentazione, quindi uno al pomeriggio e uno alla sera. Per un totale di 16 è una cosa bella. Autore sotto tiro è un titolo impegnativo, naturalmente viene valutato quello che l'autore ha prodotto, quello che l'autore ha fatto, cercando di integrarlo anche con le problematiche attuali. Io preferisco un libro che la consultazione sui siti internet, perché lo sento molto mio, c'è un coinvolgimento maggiore e quindi l'iniziativa di Mortegliano la ritengo estremamente valida e importante dal punto di vista non solo culturale ma anche sociale.
Sono più di una ventina gli appuntamenti inseriti nel cartellone della nuova stagione di spettacoli della Fondazione Luigi Bona Tavagnacco. In occasione della presentazione è stata sottolineata la capacità della Fondazione di far crescere il pubblico partendo dai bambini per accompagnarli lungo tutte le fasi della loro vita. La Fondazione Bona ha presentato il suo ricco cartellone caratterizzato da artisti famosi ma anche da produzioni nate al suo interno che hanno l'obiettivo di lanciare e promuovere artisti di altissimo valore. Vale fra tutti ovviamente l'amico Sokolov che ormai ci ha adottato e viene da noi sempre a inizio stagione, all'inizio del suo tour, Glauco Venera assolutamente, il trio des Alpes, per non parlare poi di tutto quello che riguarda l'aspetto della prosa con Bertolino e altri. Presente anche l'assessore regionale Gibelli che ha evidenziato come la strategia della Fondazione è quella di mirare alle nuove generazioni, futuri appassionati e protagonisti del panorama teatrale. La cultura deve fornire gli strumenti per educarsi, deve abituare a ragionare e a scegliere. E il fatto che lo si faccia dalla più tenera età è importante perché l'approccio con il teatro, per esempio, e con la musica classica può succedere anche durante la propria esistenza in determinati momenti, ma è sicuramente molto più facile, molto più agevole che ci sia un pubblico che va a teatro perché è abituato ad andarci e quindi non ha riserve. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con Evo la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.